Eccoci, bentornati a tutti i nostri telespettatori. Oggi andiamo a Bassano del Grappa, ci occupiamo quindi di una disciplina orientale e quindi benvenuto Luca Bertoncello. Buongiorno Davide, grazie per l'invito e buona giornata a te. Allora, Luca Bertoncello come grado di questa disciplina è un Sifu, ora spero di dire bene questi termini, e quindi la prima domanda, Luca, è proprio, oggi ci occupiamo di questa disciplina, quindi che se non erro fa parte del Kung Fu cinese, e poi ci spiegherai meglio te, e quindi ecco, comincerei proprio dal presentare questa disciplina, presentare anche la vostra associazione, presentare un po' la vostra missione. Vai Luca. Certo. Allora, cominciamo con introdurre l'Accademia. Faccio parte della Vincium Academy, accademia che è stata fondata nel 1992, quindi quest'anno festeggiamo i 30 anni di attività, dal mio maestro, Grandmaster Paul Tang, coadiuvato a Master Miriam Pons, che è attualmente la referente europea, invece il mio maestro che è ovviamente caposcuola a livello mondiale. Nasce appunto in quell'anno e l'obiettivo, diciamo, quello che ci proponiamo è quello di divulgare a più persone possibili quella che è la disciplina del Vincium, che non è propriamente uno sport, anche se comunque lo chiaramente diciamo inseriamo all'interno di questo contesto, ma è un qualcosa di molto, diciamo, molto più anche stretto, molto più intimo, molto più correlato anche allo sviluppo mentale, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che limitarlo al concetto di sport è un po' appunto limitativo. Comunque sia, il Vincium è, come giustamente hai detto, una disciplina che nasce dal Kung Fu, quindi fa parte dell'insieme degli stili all'interno del Kung Fu cinese, perché il Kung Fu in realtà non è uno stile a sé. Kung Fu letteralmente significa duro lavoro o un impegno per arrivare a dei risultati eccellenti. Ecco, questa è un po' la traduzione degli ideogrammi che appunto vale a identificare Kung Fu. Quindi non significa propriamente uno stile. Per la semplicità, diciamo, è stato anche lì creato questo insieme di stili, è stato dato il nome Kung Fu, però fondamentalmente, diciamo, significa questo. Fa parte appunto di questi stili tradizionali cinesi, queste discipline cinesi, nasce circa 450 anni fa e la storia è molto interessante, anzi la leggenda in questo caso, perché narra sia stato creato come sistema da una monaca, quindi da una donna chiamata Mui, appunto che risiedeva all'interno di uno di questi templi di Shaolin, dove si praticavano le arti marziali, erano dei templi buddisti, dove però venivano anche praticate e sviluppate, col tempo state sviluppate le arti marziali tradizionali cinesi. E quindi sì, la cosa particolare è appunto che sia stata creata da una donna, è stata sviluppata da una donna. Questa è una leggenda che ci viene tramandata dal Ip Man, dal maestro Ip Man, che è stato il maestro anche di Bruce Lee, quindi è abbastanza conosciuto anche fortunatamente perché negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, anche di più, hanno iniziato a girare i film anche di Ip Man sui canali, diciamo, tradizionali italiani, insomma, canali Rai, eccetera, eccetera, quindi fortunatamente ha dato anche una spinta a far conoscere il sistema, insomma, quindi è stata una cosa positiva. Comunque, ripeto, questa è una leggenda che narra di questa monaca che dopo essere scappata dal tempio Shaolin in quanto era stato dato alle fiamme dall'impero, diciamo, reggente a quel periodo, i Qing, usurpatore tra l'altro, quindi era un regime, e quindi scappata da questo incendio ha sviluppato un sistema partendo dalle basi che aveva appreso all'interno del monastero, però un sistema molto più corto, molto più stretto e molto più anche semplice da insegnare alle persone, ai civili, diciamo. Perché il problema degli stili tradizionali cinesi è che ci vuole tanto tempo a impararli, questo è sicuro. Diciamo che il Vincium comunque ci vuole tempo, non è che è una cosa immediata, ma meno tempo Luca, rispetto a tanti altri. Dimmi. Luca, allora tu mi hai un po' spiegato a me, ma per i nostri telespettatori ci spieghi un po' quali sono le peculiarità di questa disciplina, ma anche, oltre che le peculiarità,
direi anche un po' cioè su cosa si basa le finalità. Hai detto non è uno sport, però viene classificato come sport, quindi immagino, cioè ti ho chiesto anche prima, mi hai detto di no, ma non si avvicina allo yoga, però ecco, ci vuoi spiegare meglio perché uno dovrebbe, mettiamola così, perché una persona si dovrebbe avvicinare alla vostra disciplina? Sì. Se si avvicina a cosa deve fare? Allora, spiego un attimo il discorso dello sport, perché appunto non vorrei essere appunto interpretato male. Nel senso, lo sport normalmente, come vediamo, ha degli obiettivi che sono quelli di vincere. Di solito si utilizza appunto per fare tornei, per fare incontri, per fare insomma, con gare, ok? È molto, molto puntato sulle gare, lo sport inteso come lo si intende in Occidente. Il Vinson, ad esempio, non ha gare. Non abbiamo gare, non abbiamo tornei, non abbiamo incontri, devi solo vincere contro te stesso. Okay? Quindi non Questo c'è non vuol una dire... competizione, non c'è una competizione tra partecipanti. Esatto, quello lo differenzia, diciamo, quello che intendevo che lo differenzia dagli sport tradizionalmente intesi. Perché la sfida è contro te stesso, questo vuol dire che non ci sia contatto, perché c'è contatto anche pieno, ci sono comunque esercizi a coppie, non è una disciplina dove si lavora da singolo, solo da singolo, ma diciamo viene tolto questa cosa di ego di voler vincere, di voler sopraffare l'altro, no? Perché comunque la competizione è anche questo. Invece nel Lean, come dovrebbe essere nel Kung Fu tradizionale, un po' in tutte le discipline, si tende ad aiutare l'altro, quindi non a vincere sull'altro, ma a dargli una mano per migliorare l'altro e tu nel complesso migliori. È un discorso un po', diciamo, diverso, perché in Occidente si è abituati con una mentalità leggermente differente da quella che è la mentalità orientale. Come dicevo, non assomiglia allo yoga perché lo yoga è piuttosto statico rispetto al Vinzo. Il Vinzo invece nasce... considera che in quegli anni là si sviluppa per difendersi, quindi diciamo che nasce come proprio sistema di tutela personale, sistema di protezione personale, perché essendo appunto la Cina stata aggredita dall'impero Qing, chi erano soprattutto i monaci dovevano innanzitutto difendersi dai ladri, dai furti, eccetera, eccetera, e dopodiché però anche dall'impero Qing, dai soldati dell'impero, in quanto si riteneva che all'interno dei monasteri questi tenessero anche dei ribelli, quindi diciamo all'inizio erano tollerati, dopo pian piano hanno cominciato a non essere più molto tollerati dal regime e quindi hanno cominciato a entrare dentro con i soldati, verificare fino appunto a dare a rogo certe volte i monasteri, insomma, quindi diciamo che nasce da quel contesto. Quali sono le caratteristiche principali del sistema? Essendo un sistema molto molto corto sulla corta distanza, perché si basa sulla corta distanza, non è acrobatico, non ci sono calci volanti, salti in aria, cose particolarmente acrobatiche, diciamo, ma è appunto basato sulla corta distanza e sulla linea centrale, che è quella linea che rappresenta appunto la linea retta, il percorso più rapido per raggiungere da un ipotetico punto A a un punto B. Il punto A sono io, il punto B è l'aggressore, quindi se io vado attraverso la linea retta, quindi mi vado a congiungere all'aggressore, chiaramente con dei principi di contrattacco all'aggressore, riesco a chiudere la sua azione nel tempo giusto, cioè non aspetto che arrivi il colpo a me, ma vado a chiudere direttamente io l'azione una volta che vedo partire l'aggressore. Okay? Questa è una cosa molto molto importante, insieme al fatto, aggiungo anche, della contemporaneità di difesa-attacco. Mentre noi vediamo spesso nelle arti marziali tradizionali c'è una chiusura dell'aggressione, diciamo, quindi del pugno, dello schiaffone, di quello che sia, e dopo c'è una contrattacco, invece il Vinsu è tutto in un unico momento, quindi vado a chiudere l'azione dell'aggressore e insieme vado ad attaccare in un unico momento, quindi questa è una cosa molto importante sia a livello tecnico perché va chiaramente ad ottimizzare l'azione, sia anche a livello legale, perché comunque se c'è una telecamera o se ci sono degli osservatori, io concettualmente effettuo un'azione, non effettuo due azioni, quindi con un'azione, chiaramente con una certa capacità tecnica, riesco a, diciamo, se non altro, riesco a neutralizzare il mio aggressore, in sostanza. Quindi diciamo che si basa appunto su questo principio. Dopodiché chiaramente oltre alla difesa personale c'è tutto un altro aspetto, diciamo, salutistico, quindi comunque si basa su
su un movimento completo diciamo del corpo umano, e quindi si porta ad un benessere completo a livello di fisico a 360 gradi, non c'è una parte che viene coinvolta di più delle altre, e quindi diciamo c'è uno sviluppo fisico chiaramente appunto su tutti gli aspetti. Oltre a questo chiaramente c'è la parte mentale, perché comunque prendendo anche confidenza con il tuo corpo, infatti il bello di quando un praticante inizia il proprio percorso è che proprio cioè, si sente proprio inadatto alla pratica, no? Nel senso che comunque si sente proprio sfasato perché le due parti del corpo non comunicano bene assieme, eccetera, eccetera, bisogna trovare un'armonia. Allora Quindi la Luca, cosa bella di questa evoluzione è appunto anche a livello mentale. allora Luca, tu ci hai mandato dei link da cui possiamo accedere a dei video, e io ne approfitterei subito, inizierei dal primo, che è lo stage del, mi sembra ora... Maestro Poltang. Ok, e quindi inizierei con questo, se sei d'accordo. Sì, questo è fondamentalmente è l'ultimo stage che abbiamo tenuto, quindi è uno dei video più freschi, diciamo, in cui il nostro caposcuola viene in Italia per diciamo, dare delle lezioni. Non sono episodi che accadono molto spesso, perché di solito questi stage vengono fatti 2 volte all'anno, dove sono presenti gli allievi dell'Accademia presente chiaramente nel territorio. In questo caso questo stage è stato fatto in Veneto, e quindi abbiamo tutte le scuole del Veneto, però comunque avremo fatto stage anche a Milano, a Roma, eccetera, eccetera. Spero che riprenderemo insomma, il prossimo anno, se non ci sono sorprese dell'ultima ora, dovremo riprendere a 360 gradi. E chiaramente con questi 2 anni appena passati, qualcosina, come tutti abbiamo perso anche noi a livello di divulgazione fuori dal nostro contesto diciamo regionale, però normalmente anch'io come coordinatore nazionale cerco di proporre il Vinzum anche fuori dalla mia regione Veneto. In effetti tra i progetti ci sarebbe anche quello di fare uno stage sicuramente in Toscana, adesso vedremo un attimino dove, ma comunque sicuramente ci sarebbe da fare uno stage anche in Toscana, come in tante altre regioni. Diciamo in questi stage si vengono appunto a vedere tutte le tecniche anche un po' più evolute rispetto a quello che gli allievi vedono normalmente, chiaramente a seconda del livello, perché anche noi abbiamo dei livelli per allievi ovviamente, che sono quelle fascette che si vede attaccate sulla divisa, e dopodiché c'è la possibilità di tenere gli esami, ecco, quindi gli esami di livello per gli allievi o per gli apprendisti istruttori o per gradi più alti, chiaramente si fanno all'interno di questo contesto appunto di lezione intensiva, chiamiamola così, che 2 volte all'anno mediamente viene svolta dal nostro caposcuola, insomma, ecco. Senti Luca, quanto è importante la forma fisica nel vostro sport? Mi sembra che comunque ci sia una cura della forma, dell'armonia delle forme, anche della muscolatura, mi sembra di vedere, no? Quindi allora, diciamo fa parte proprio della vostra filosofia, no? Quindi tendere alla... Diciamo che la forma fisica in sé è fondamentale, cioè mantenersi in una forma fisica buona, ok? Quindi diciamo normodotata, non ci interessa essere pompati muscolarmente o quant'altro, ma mantenere una forma fisica è fondamentale in termini generici per la propria salute. Nella nostra disciplina chiaramente gli istruttori, quelli che sono appunto gli insegnanti, tendono ovviamente a mantenersi in forma, perché io penso sempre che, almeno diciamo come idea, che se un insegnante o un maestro di arti marziali che esso sia non riesce a mantenere una propria forma fisica, quindi cosa vuol dire non mantenere una propria forma fisica? Significa non aver controllo delle proprie pulsioni, quindi non aver controllo della pulsione del mangiare, non aver controllo della pulsione del bere, eccetera, eccetera. E se un maestro di arti marziali non ha il controllo delle proprie pulsioni è un grosso problema, non può essere chiamato maestro. Io la vedo sempre così. Non è tanto appunto il fatto di fare attività intensa, di mantenersi fisicamente al top, perché comunque il tempo passa per tutti, però diciamo mantenersi in un contesto normale, insomma, ecco, dopo agli allievi non è richiesta una particolare condizione fisica, possono frequentare
qualsiasi allievo può frequentare i nostri corsi, o anche allievi che sono in sovrappeso, non è un grosso problema. Diciamo che io come insegnante tendo sempre a indirizzarli verso il mantenersi, perché poi è anche vero che ad esempio il mantenersi in forma fisica ti può potenzialmente evitare molti altri problemi, chiaramente di salute, insomma non è detto, perché chiaramente dopo sappiamo tutti che può accadere sempre l'imprevisto, però diciamo che comunque hai qualche chance in più, mettiamola così, di posticipare eventualmente i problemi che normalmente accadono, insomma, durante la vita, malattie, eccetera, eccetera. Un'altra cosa molto importante di mantenere una forma fisica corretta è il fatto che se tu ti vedi bene fisicamente, anche mentalmente stai bene. Cioè ricordiamoci sempre che corpo e mente sono estremamente legati, e quindi un corpo sano chiaramente ha anche una mente sana, come una mente sana ha e mantiene un corpo sano. Quindi dopo c'è tutto un discorso, appunto, se si vuole entrare, però eviterei oggi sulla medicina tradizionale cinese, sugli effetti di questo sull'organismo, però insomma è un argomento molto molto vasto, per cui eviterei. Però concettualmente il fatto di rimanere in forma, sì, ripeto, è molto molto importante, perché appunto fa parte della disciplina. Disciplina è appunto, come dicevo prima, il fatto di saper gestire le proprie emozioni, saper gestire i propri impulsi, saper gestire noi. E questa è la sfida che dicevo all'inizio dobbiamo avere, non tanto quella di sovrastare l'avversario o sovrastare il compagno durante un torneo o quello che è, ma dobbiamo avere l'obiettivo di sovrastare noi stessi, quindi andare a vivere in questo momento, non vivere domani, ma vivere con consapevolezza questo preciso momento. Questa è la cosa più importante che dobbiamo fare, e questo l'ho visto e l'ho potuto notare molto, soprattutto in questi ultimi 2 anni e mezzo. Questi ultimi 2 anni e mezzo sono stati molto molto importanti per me, e anche anche per chi mi segue, ma per vedere appunto, come dice anche sempre il mio maestro, per vedere le persone come reagiscono a un periodo sotto tensione come è stato questi ultimi 2 anni e mezzo. Una mente equilibrata e sana riesce a gestire la situazione, altrimenti fai molta fatica a gestire e vai nel caos. È quello che purtroppo sta accadendo un po', mi rendo conto, negli ultimi periodi, dove sento, almeno in Veneto, dopo probabilmente anche nel resto d'Italia, sento appunto la sera caos, gente che prende a pugni, gente che esplode, esplosioni di ira, tutte queste violenze che accadono e si sentono quotidianamente. Anche qua nel mio piccolo qua a Jesolo l'altro giorno c'è stata una sparatoria, prima ci sono state delle zuffe tra gruppi di band, di gang, poi ci sono state altre cose anche qua in territorio mio, nel Trevigiano, c'è tanto caos, perché la mente delle persone è non stabile, non equilibrata in questo periodo, quindi bisogna ritrovare assolutamente un equilibrio. Ma anche vedo ad esempio gli automobilisti in questo periodo qua sono folli, cioè se per caso vai un po' più piano di quello che dovresti andare, Luca, Luca, hai trovato, allora se stanno così le cose potremmo aver trovato la soluzione a tutti i nostri problemi, perché tutti ci dovremmo avvicinare ora io non so, alla vostra disciplina. Ma non è, diciamo, la soluzione a tutti Senti, i problemi. Luca, però me lo dici, Luca, me lo dici fra 20 secondi, dobbiamo mandare il nostro spot, ricordando a tutti i telespettatori che siamo una Smart TV, quindi potete scaricare l'app, se volete seguirci dovete scaricare l'app e seguirci tramite l'app, perché la maggior parte della programmazione è fruibile solo tramite app, quindi da TV in TV oppure nei dispositivi smartphone, tablet, computer, ma sempre tramite la app. 20 secondi e torniamo con Luca Bertoncello. Ricordatevi, siamo anche su Google News, ci potete seguire anche su Google News. 20 secondi e siamo con Luca. Intrattenimento, informazione, cultura e molto altro. AloWeb TV, sempre con te, è l'app che ti permette di essere sempre aggiornato in ogni momento della tua giornata e ovunque tu sia. Scarica la nostra app per consultare i nostri contenuti. Puoi farlo da App Store o Google Play. È semplice, sicura, basta un click. È gratuita e la tua privacy è al sicuro.
Potrai seguire le nostre notizie e i nostri approfondimenti su Smart TV, smartphone o tablet. Ci trovi anche su alowebtv.it/play. Che aspetti per averci sempre con te? Basta un click. Allora Luca, insomma, stavamo dicendo che voi siete convinti che se la gente si avvicinasse alla vostra disciplina avrebbe meno problemi anche nel rapporto con gli altri nella vita quotidiana. Ecco, prima di passare a dirci un po', te scrivi Sifu, poi sappiamo c'è il maestro, l'insegnante, l'istruttore. Ecco, no, ti vorrei chiedere anche questo. Passiamo subito a questo, via, se no mi sono dimenticato che ti volevo chiedere. Vai Luca. Sì, questa cosa qua. Sì, il fatto di... Che significa, ci spieghi cosa significa Sifu, maestro e istruttore? Ok. Sì, allora parto un attimo dalla prima domanda lasciata in sospeso. Il fatto di praticare o non praticare Wing Chun a livello, diciamo, mentale non è il fatto di risolvere tutti i problemi del mondo, perché chiaramente non è che possiamo risolvere tutti i problemi e le turbe, i pensieri, le cose le abbiamo, quindi comunque è impossibile spegnere la mente, mettiamocela via. Il fatto è di praticare Wing Chun, o io parlo di Wing Chun, ma insomma molte discipline tradizionali cinesi hanno questa cosa, però chiaramente essendo io insegnante di Wing Chun devo parlare di Wing Chun per ovvi motivi, perché lo conosco, quindi ho provato su di me e posso dire che funziona. Non è il fatto di annullare i pensieri, ma è il fatto di saperli gestire i pensieri, cioè di non far sì che queste pulsioni che arrivano dai pensieri, negative prevalentemente, abbiano il sopravvento su di noi e sulle nostre azioni. Una mente equilibrata risponde ad azioni equilibrate, una mente non equilibrata è contraria. Invece ecco, no, ora Luca, ti volevo chiedere questo, te lo chiedo subito, ma di fronte a una disciplina, mi sembra di capire, così rigida, quando ti deludi, no? Perché siete umani, anche voi vi deluderete, ecco, cosa provate, che conseguenze ha anche all'interno di te una delusione che ti dai? Ma personalmente quando mi trovo in un momento magari un po' deludente, perché appunto può capitare come dici tu, io penso sempre a una cosa. Io sono 18 anni che pratico, 18 anni, quindi 16 circa che insegno, prima come apprendista istruttore, dopo mi hanno fatto il mio percorso, e posso dire una cosa: quando mi sento che magari il mondo non va come dico io, eccetera, io penso a una cosa molto semplice: quello che ho imparato in questi 18 anni nessuno me lo toglie, e questa è una cosa molto importante, di investire su se stessi. Perché io posso perdere qualsiasi cosa, posso perdere l'auto, può succedere qualsiasi cosa, ma quello che ho imparato, finché resto in questo mondo, con questo corpo, nessuno me lo può togliere. Questa è una cosa molto importante. E quindi alla fine guardo il mio sviluppo interiore e penso: ok, sono arrivato fino a qua. Quando arrivano pensieri negativi, cerco o mi focalizzo appunto su cosa ho fatto di positivo, oppure molto semplicemente faccio dell'altro, perché tanto i pensieri negativi, se tu hai un pensiero negativo che non c'è una soluzione a quel problema che ti arriva da quel pensiero, è inutile che continui a pensare, tanto se non c'è una soluzione attiva non la trovi, quindi tanto vale accantonare quel pensiero un attimo per dedicarsi all'altro, dopo quando arriva lo riprendi in mano e magari trovi la soluzione dopo una settimana. Quindi è la gestione dei propri pensieri, come dicevo, che fa parte dello sviluppo che una persona dovrebbe avere, non tanto per far felici gli altri, ma per vivere meglio a lui, perché per vivere meglio te stesso devi stare bene con te stesso, e in un momento storico come questo, che invece vogliono farti stare male con te stesso, perché se tu ti ammali dopo sei costretto a curarti da loro, vabbè, non apriamo argomenti che al momento non vorrei aprire, ma invece se noi stiamo bene con noi stessi non abbiamo bisogno di chiedere aiuti, ok? Finché chiaramente non c'è qualcosa, perché dopo chiaramente la malattia, ripeto, può sempre arrivare. Nella vita di una persona è difficile non ammalarsi mai. Questo per quanto riguarda appunto quell'argomento. Il fatto di Sifu. Sifu ha due significati prevalentemente. Quello che utilizziamo noi significa padre marziale. Ci sono degli ideogrammi un po' differenti che si usano, perché in Cina è abbastanza complessa anche la scrittura e si basa, come sappiamo, sugli ideogrammi. Quello che usiamo noi significa padre marziale ed è anche equivalente a un grado tecnico, diciamo, di insegnante in questo caso, nel nostro caso specifico.
Altri hanno altri significati, ad esempio un altro ideogramma significa esperto di, quindi è quasi equivalente a maestro, ma di qualsiasi cosa in generale, non delle arti marziali, quindi diciamo anche carpentiere esperto può essere chiamato anche lui Sifu, usando un altro ideogramma. Nel nostro caso, ripeto, utilizziamo un ideogramma che è proprio, diciamo, predisposto alle discipline marziali, significa padre marziale o insegnante in questo caso. E poi abbiamo gli apprendisti istruttori, che sono appunto delle persone che dopo un certo percorso di allievo decidono di intraprendere un percorso di futuro insegnante, e quindi sono gli apprendisti istruttori che vanno a coadiuvare gli insegnanti. E dopodiché appunto c'è il grado di maestro, che fondamentalmente, diciamo, arrivi non dico al top perché comunque è una cosa infinita, però diciamo arrivi al massimo livello per quanto riguarda la parte tecnica, ma anche per quanto riguarda la parte di gestione della mente. Perché la differenza che vedo in tante altre accademie di altre arti marziali è che viene un po' troppo dato con facilità, sia grado di maestro, sia grado di Sifu o equivalenti in altre lingue, giapponese o quello che è. Un grado di maestro, se non ha, come dicevo prima, controllo delle proprie pulsioni, quindi se vedo un maestro arrivare con un pancione che arriva prima alla pancia della testa, non è tanto maestro, perché non ha proprio la gestione della propria mente. Questo, puoi essere bravo tecnicamente finché vuoi, ma se non hai la completezza della tua mente non puoi essere considerato. Quindi diciamo vengono dati molto con facilità tante volte questi gradi tecnici. Vabbè, Luca, facciamo vedere il secondo video, perché purtroppo il tempo vola. Sì. Facciamo vedere il secondo video, così. Vediamo un po'. Sì, questo penso sia sempre però quello di giugno che abbiamo visto prima dello stage, mi sembra, sì. È lo stesso, allora aspetta. Sì, è lo stesso di prima, sì. Allora, eppure puoi far vedere quello che c'è sotto nella playlist, che è un video, diciamo, dove, tanto per cambiare un po' argomentazione, è sempre, diciamo, prodotto da noi su delle riprese che sono state fatte a Ipman, che è questo, che è stato appunto l'insegnante di Bruce Lee, molto vecchi. Con YouTube non è molto facile lavorare, te lo dico, perché fa parecchio il suo comodo. Allora. Questo va bene? Sì, questo vabbè, comunque questo è lo stage che abbiamo fatto l'anno scorso, sì, l'anno scorso, parlo dell'anno scorso perché per me l'anno scorso è prima del 2021. Luca, ho tolto dal 2020-2021. Ho tolto l'audio al video perché così almeno si sente. Ok, vai. Okay. Sì, dicevo, per me il periodo dal fine 2019, quindi inizio 2020 a, diciamo, inizio 2022 è un periodo che è come se non l'avessi vissuto. Non tanto, ripeto, per l'aspetto... Tu, guarda, un po' tutti, Esatto. Fortunatamente, diciamo che non essendo il mio mestiere, diciamo, principale, fortunatamente ho anche un altro lavoro, quindi sono riuscito in qualche modo a gestire la situazione anche in quei 2 anni. Ma a parte quello, comunque, quando hai la passione di insegnare, la passione di stare in mezzo alla gente, la passione di dare un qualcosa che tu hai imparato e ti viene tolta questa passione, ecco, questo è uno dei momenti più brutti che un insegnante può avere, quando non hai la possibilità di fare quello che ami fare. E questa è una gran brutta cosa per tutti, però per un insegnante che piace trasmettere un qualcosa agli altri è molto 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 dura. Quindi questo, diciamo, è l'ultimo in sostanza stage che abbiamo fatto prima di questo periodo assurdo, e infatti si vede che anche chiaramente il gruppo è un po' maggiore, ovviamente anche nell'ultimo fortunatamente abbiamo ripreso un po' il numero di allievi, diciamo. Stiamo riprendendoci bene fortunatamente, perché appunto abbiamo dalla nostra i 30 anni di un'accademia che sono
sono comunque una cosa importante, perché sei una scuola con 30 anni alle spalle, dà comunque una garanzia di qualità, una garanzia di continuità. Luca, allora ti volevo, purtroppo il tempo vola, è interessantissimo, ma avremo modo di riaverti ospite. Ti volevo chiedere a chi è indirizzata questa disciplina e soprattutto è adatta alla difesa personale? Sì, allora, come ho detto prima, è indirizzata fondamentalmente a tutti, diciamo dai 13-14 anni in su, direi prima è un po' prematuro, uomini e donne, fino anche a 60, 65, 70 anni, non c'è nessun problema. Chiaramente ognuno arriva al proprio, diciamo, al proprio limite, cerca di anche andare un gradino oltre, ma comunque ognuno ha i propri limiti, non essendo appunto sportiva non c'è un grosso problema. E adatta alla difesa personale, certamente che è adatta alla difesa personale, anzi abbiamo anche un, diciamo, sottosistema che abbiamo chiamato, il nostro maestro ha creato questo pacchetto, si chiama Viper, il sottosistema, che fa uso dei principi del Wing Chun e utilizziamo come sottosistema per andare a insegnare alle donne, quindi è un pacchetto di difesa donne che abbiamo strutturato nel corso degli anni e molto spesso facciamo eventi anche gratuiti, per lo più gratuiti, soprattutto con l'appoggio di amministrazioni comunali anche, dove appunto insegniamo queste diciamo fondamenta, diamo un'infarinatura sulla difesa personale, perché appunto è importante che abbiano il minimo o meno possibilità di difendersi in caso di aggressione. Dopo qualcuna vuole continuare con il percorso, qualcuna diciamo si accontenta, però per noi è importante che ci sia un feedback per quanto riguarda appunto la difesa personale, perché è una cosa sempre di importanza fondamentale. Allora Luca, andando verso la conclusione, ci vuoi un po' dare delle indicazioni su come, per chi è interessata a questa disciplina, come può mettersi in contatto con voi, che iniziative ci sono nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, insomma comunque a settembre, ecco, se vuoi dare un po' di indicazioni per chi volesse avvicinarsi alla vostra disciplina, ti lascio la parola. Ok, allora diciamo che il sito istituzionale nostro è www.vta-verona-torino-i.org e questo è proprio il sito istituzionale, diciamo, generale. Dopodiché ci trovate chiaramente con più aggiornamenti, perché ormai si sa che l'aggiornamento costante avviene su Facebook, dove scrivete Wing Chun Academy Italia e ci trovate anche su Facebook. Trovate chiaramente anche i miei riferimenti su Facebook, su qualsiasi canale social, con anche i numeri di telefono, eccetera, eccetera. Cosa stiamo sviluppando? Adesso stiamo sviluppando per settembre, chiaramente, perché agosto in sostanza è un mese morto, chiamiamolo così, però stiamo sviluppando per settembre delle lezioni, sia per quanto riguarda stage di Wing Chun, sia per quanto riguarda il Viper, quindi per quanto riguarda la difesa donna, e stiamo cercando di svilupparli appunto a livello nazionale, quindi sul territorio nazionale. Gli aggiornamenti saranno indicati sulla pagina di Facebook, qualche evento che facciamo sarà messo comunque là, o altrimenti appunto contattatemi che comunque vi do le indicazioni del caso, insomma se serve i numeri, i contatti ci sono dappertutto. E basta, questo è un po' il quanto. C'è il canale di YouTube legato chiaramente a Wing Chun Academy dove trovate tutti i video che avete visto oggi e molti di più. E basta, ti ringrazierei per l'ospitalità e auguro un buon proseguimento a tutti. Io ringrazio Luca Bertoncello, quindi Sifu Wing Chun, se ho detto bene. Quindi allora, abbiamo scoperto che cos'è questa disciplina, quindi questa armonia tra l'impegno fisico, quindi la mente e il corpo, insomma fondamentalmente la ricerca di non solo un'armonia ma di un autocontrollo. E insomma ci hai spiegato molto bene e quindi chiunque è interessato si rivolga a Luca Bertoncello, tanto lo trovate nei social, lo ha ricordato, poi chiunque può contattare noi, daremo il contatto di Luca e della sua associazione. Luca, è stato veramente un piacere, grazie Luca Bertoncello. Grazie a te David. Grazie a tutti i nostri telespettatori.